Nel territorio di Cassavio, a Cavallino Treporti, sorgerà presto un nuovo distretto sociosanitario unico con annessa la nuova sede del punto di primo intervento e uno studio veterinario. 2,7 milioni di euro è il costo dell'opera a carico dell'ULS 4, mentre la progettazione è stata donata dall'associazione Asso Camping e il terreno sul quale sorgerà il complesso, una superficie di 7.858 metri quadri, è stato messo a disposizione dal comune guidato dal sindaco Roberta Nesto. Come avevamo promesso, quando Cavallino Treporti è entrata nell'US 4, avremmo provveduto ad edificare una nuova sede del distretto sociosanitario che contenesse non solo le attività del distretto, ma anche il nuovo punto di primo intervento e anche un'area dedicata ai veterinari. Quest'opera finalmente è stata approvata adesso dalla Regione Veneto, quindi veramente il sistema ha funzionato benissimo di collaborazione tra pubblico e privato per fare in modo che i cittadini di Cavallino abbiano una struttura sociosanitaria importante sul proprio territorio e che i turisti a Cavallino Treporti durante il periodo estivo abbiano una struttura di eccellenza come è giusto che sia. La rete è fondamentale in territori anche particolari come i nostri e quindi il fatto di condividere delle strategie, di portarle avanti assieme, evita di sprecare risorse preziose e di ottenere l'obiettivo con migliore tempestività e anche con tanti benefici per tutto il territorio. È un periodo difficile, avere la sicurezza sanitaria è fondamentale per tutti noi e adesso pensare di avere a portata di mano un servizio come questo diventa ancora più qualificante. Il PPI oggi è funzionante, è annuale, dà un ottimo servizio, però avere un edificio deputato e costruito proprio per questo servizio, oltre che per il distretto, oltre che per i servizi veterinari, è fondamentale. Quindi siamo molto soddisfatti e orgogliosi e speriamo di vedere presto la realizzazione dell'opera. Questo è innanzitutto un intervento per i residenti, per i cittadini di Cavallino Treporti. È un intervento necessario perché i servizi sanitari sono sparsi un po' su tutto il territorio e si trovano in edifici che sono stati nel tempo adattati. Questo invece è un intervento ex novo che offrirà tutta la gamma di servizi sociosanitari di cui la cittadinanza ha bisogno. Quindi per noi che siamo, diciamo, come campeggi e villaggi turistici la prima risorsa economica del territorio, c'è una sorta di responsabilità sociale nell'intervenire in questo tipo di interventi e quindi ci siamo proposti in collaborazione, in accordo con il Comune di Cavallino Treporti e l'ASL, di donare il progetto. Quindi da una parte c'è il Comune che mette a disposizione il terreno, noi doniamo il progetto e l'ASL assieme alla Regione realizzano questo importante intervento che sicuramente in una località frequentata prevalentemente da famiglie con bambini, da anziani in bassa stagione, sarà un intervento che avrà anche un risvolto turistico perché per questo tipo di clientela avere un'assistenza sanitaria garantita e di primo livello è fondamentale.